perché si fa, perché si dice. Brutto disgraziato, adesso ti dirò delle cose a te che ti stravolgo di un asino che non sei altro, di un asinaccio. Dunque ragazzi, per la serie, perché si fa, perché si dice, se non si capisce bene date una telefonata, se non ci risponde nessuno prendete dei gettoni, vi parlerò dei gesti. Viva Ugo! Ugo è questo, ora su Ugo bisogna, stai un po' fermo perché adesso ti rovino, disgraziato di un asino che non sei altro, stai un po' perché c'è un gesto che è internazionale, cioè ha lo stesso significato in tutto il mondo, che è questo. Questo gesto qua, vi pregherei un po' di attenzione perché sennò vi chiamo il bidello, Hai visto com'è il bidello? Quello con i canini così. Questo gesto qua sono le orecchie d'asino. Questo gesto qua si capisce in tutto il mondo. Le orecchie, queste qui che fanno così, perfetto. Si capisce in tutto il mondo. Se uno fa così in Cina, i cinesi avendo gli asini un po' con gli occhi faranno più così, però questo vale in tutto il mondo. Poi ci sono gesti, ad esempio questo qua che mi ha fatto impazzire, in Sud America questo gesto, fanno questo gesto qua, guarda che io divento un pazzo, perché pensarli veramente che li fanno questo gesto qua. Cioè per dire che sei stupido, fanno così, cioè la papagorgia. E lì vuol dire che sei stupido. Figurati, l'ha saputo Spadolini, voleva querelarli tutti, perché Spadolini... Così vuol dire sei stupido. Fermi! Gli olandesi forse sono i più regolari, perché per dire sei stupido fanno così, come noi, no? Però sai gli olandesi per dire sei furbo come fanno? Così! Così in Olanda se vai da un olandese gli fai così, ti fa no, non doveva, troppo. Ti fai così, vuol dire che è furbo. In Inghilterra, ora vi faccio un quesito, fermi. Ora faccio un quesito anche a voi a casa. Ecco, così cosa vuol dire? Ditelo. Vittoria o viva, Per gli inglesi così. Infatti gli inglesi hanno il double fast così. Così vuol dire viva. Così! Come girano le due dita vuol dire disgraziato, maledetto, che non sa, vuol dire un'offesa incredibile, così vive così un macello. Infatti quando gli inglesi vengono in Italia, che non si possono scaricare, quando vogliono offendere li fanno così alla gente e nessuno dice guarda che dicono viva, invece stanno dicendo delle cose e si cuccano i nostri gesti che sono le corna, che gli inglesi li interpretano come una U. Per gli inglesi questa è una U, tutti gli inglesi dicevano agli italiani che fanno e poi perché si fanno le corna? Guardate che sono cose vere. Perché le corna? Perché quando si dice uno è cornuto che ha la moglie che fa o viceversa, perché è cornuto? Perché tutti gli animali che hanno le corna sono cornuti? Non è vero, io conosco una mucca, tutta chiesa e stalla e chiesa, perfetta, mai tradito nessuno. Questo vuol dire va bene, così ho l'autostop, quando facciamo l'autostop facciamo così. Così. Cioè, indichi col pollice, perché fare l'autostop con l'indice ti viene un polso. Fai così, se fai così in Sardegna diventano matti. I sardi, se li fai così a un sardo, diventa matto, perché il significato in Sardegna di questo è prova a sederti qua sopra. Figurati, ma ve lo giuro, in Sardegna diventano matti. Poi ci sono, vi giuro, poi per esempio, poi una cosa che voglio spiegare, l'applauso. Noi quando gradiamo qualcosa o siamo costretti a farlo come voi, applaudiamo, giusto? Ora, l'applauso è fatto così, manifesti la tua gioia. In Inghilterra, in Arabia, gli arabi, per esempio, quando assistono a uno spettacolo del quale non sono contenti, noi non applaudiamo. Gli arabi sapete come fanno? Ma con l'unghia, quando gli fa schifo una cosa, fanno così. Infatti hanno visto degli arabi uno spettacolo di Carmelo Bene e sono venuti 2 pollici così. Vi giuro, lo fanno così. Gli inglesi quando non gradiscono uno spettacolo applaudono piano, così. I russi, quando sono nel massimo dell'euforia, che gli sta piacendo quello spettacolo lì,
proprio che non ce la fanno più i russi, tutti i russi fanno. I russi applaudono al massimo così. Noi quando gradiamo o non gradiamo fischiamo. Per gradire uno spettacolo, oltre all'applauso abbiamo il fischio. Il fischio lo boicotti uno spettacolo in Italia. In America invece l'americano quando gradisce gente con 8 mani, fischi. Là fischiano quando gradiscono. E i capostazioni in America cosa fanno? Applaudono ai treni, si fanno partire i treni con l'applauso. Roba da matti! Poi, ecco, per dirvi gli americani, sapete come, guardate che mi è successo a me quando sono stato in America, sapete come conta l'americano? Noi quando diciamo 1, 2, 3, facciamo 1, 2, 3, giusto? Normalmente. L'americano fa, guarda, ma vi giuro, non sono cose che mi fa. 1, 2, 3, 4, poi ti aspetti che ti... 5 di qua! 5 di qua! Sai che me l'hanno fatta a me, io diventavo pazzo, e quel pollice lì dove lo metto? Arrivava a 9 e ne mancava sempre uno. E mi stupivo, allora mi ha detto questo americano, ma voi in Italia Grillation come contate? Come contate? E allora l'ho fatto impazzire, vi giuro, l'ho fatto impazzire perché... Così voi contate così, sai come contiamo noi in Italia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così. L'ho fatto diventare... Aia, è finita la lezione. Aia, anche questa lezione è finita. La massima di questa sera è una massima che è coerente a quello che abbiamo detto sui gesti. L'inflazione fa l'uomo ladro. Ciao a tutti! Ciao!